C'è preoccupazione per l'astensione, invece tu sei venuto appena a rifarti la tessera, voterai quindi. Sì, vado a votare e È importante. è una cosa assolutamente sì importante e credo che bene o male chiunque lo debba fare e chiunque debba scegliere una cosa così decisiva anche per il comune. È importante andare a votare. Certamente che sì, infatti sto venendo a prendermi la cartella. Insomma, è un appuntamento che non si può mancare. Ma certo che sì, altrimenti fate tutto a vuoto. I padovani prendono seriamente la chiamata alle urne del prossimo 12 giugno. In città non si vota solo per il referendum sulla giustizia, ma anche per la scelta del primo cittadino. E questo potrebbe far sì che in città l'affluenza sia più alta rispetto alla provincia, nonostante il voto coincida con il ponte di Sant'Antonio. Andrà a votare? Eh sì, certo. È importante. Perché no? È importante, sì. È importante votare. Beh, direi di sì. Perché si teme un po' l'astensione quest'anno. No, obbligo e dovere. Se all'ufficio elettorale di Piazza Capitaniato in questi giorni è corso al rinnovo delle schede, le difficoltà maggiori riguardano invece la composizione dei seggi. A Padova, infatti, mancano presidenti di seggio. Sono già 60 su 206 sezioni le chiamate andate a vuoto, presidenti di seggio che rinunciano, eppure quest'anno il compenso, anche perché ci sono i referendum, è molto più alto. Il numero di defezioni potrebbe salire ora di sabato. La Corte d'Appello di Venezia, che riceve le giustificazioni della rinuncia dei presidenti da parte del Comune di Padova, dovrà sostituirli in tempi rapidissimi. Anche sul fronte scrutatori i numeri non sono clementi, ne mancano ancora 150. Il compenso per i presidenti di seggio è di 282 euro per i seggi normali, 90 in più per i seggi speciali come quello dell'ospedale, compenso aumentato di 33 euro per i referendum.